Amici del basket, buonasera e bentrovati all'ultima giornata del campionato di A2 Silver. Qui alla Pallaruggi di Imola si affrontano la squadra di casa, l'Andrea Costa Imola, e la squadra prima in classifica, la De Longhi Treviso. Dunque è tutto tranne che una partita, diciamo così, che funge da passerella finale. È una gara per Treviso molto importante per tutta una serie di motivi che poi andremo a indicare con Alessandro Salvini di dailybasket.com, a cui cediamo la parola proprio mentre arriva il previsto e nutrito gruppo di tifosi trevigiani giunti al seguito anche in questo inusuale venerdì sera di campionato. Buonasera a tutti i telespettatori. Partita da venerdì 17, diciamo così. Imola onestamente non ha più niente da dire a questo campionato se non chiudere in bellezza una stagione che per buona parte è stata molto positiva. Per Treviso vale tantissimo in quanto vale il primo posto in questo campionato stagione regolare di Silver. Dunque verrà osservato un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della partita, ci fermiamo anche noi. Imola è senza l'infortunato Jesse Perry, va in campo con il numero 10 De Nicolao, l'11 Marco Maganza, il 12 Prato, il 13 Bartolucci che dunque entra di diritto in quintetto, il 15 Carvel Anderson, l'unico straniero in forza a Imola. Il super squadrone trevigiano invece, che ha dominato dall'inizio alla quasi fine del campionato, si schiera con il 7 Coron Williams, il 10 Augustin Fabi, con il numero 13 che va a segnare in questo momento è Matteo Fantinelli, con il 14 Marshon Powell e con il 15 Tommaso Rinaldi, una vecchia conoscenza di Rimini, di tante squadre soprattutto in Lega 2, 15 anni per lui nel secondo campionato italiano. Treviso è squadra che ha dominato dall'inizio alla fine del campionato, ma che questa sera in maniera incredibile, Alessandro, in caso di inopinata sconfitta potrebbe addirittura terminare al terzo posto e sarebbe veramente una beffa per la squadra di coach Stefano Pilastrini. È una squadra molto interessante questa trevigiana, hanno fatto un ottimo campionato e sicuramente si meritano ben altri palcoscenici, soprattutto per il seguito di pubblico che hanno. Anche questa sera è veramente molto numeroso qui a Imola per una giornata, per un venerdì sera. Qui c'è un tentativo di stoppata di Marco Maganza ai danni di Tommaso Rinaldi, c'è una grandissima protesta da parte di Giampiero Tighi che viene subito richiamato da uno dei tre arbitri, un richiamo ufficiale dopo 47 secondi, arbitri che sono i signori Noce Wasserman e Vanni degli Onesti. Questo tentativo di stoppata di Maganza profumava tanto di regolarità, ma così ha deciso l'arbitro, scatenando le ire del coach di Gradara. Due tiri liberi per Tommaso Rinaldi, il centro con la maglia numero 15 che fa 2 su 2 l'anno scorso a Brescia in Lega 2, ma come detto per lui tantissimi anni proprio in Lega 2. 4-2 vantaggio trevigiano. Imola risponde con il pallone in post'altro per Marco Maganza che mette il pallone a terra, poi il passaggio assurdo nei piedi di Anderson, la sfera gli termina proprio sul piede destro e carambola in linea laterale. Brutto attacco per Imola, tantissimi tifosi di Treviso, non poteva che essere diversamente. Le previsioni parlavano di 200, non ci sono andate molto lontani. No, assolutamente, sono arrivati proprio all'inizio della partita in casa loro, stanno facendo ogni domenica, ogni partita il record in incasso e di pubblico. Sicuramente sono anche a Rimini, erano tantissimi per la partita contro Torino e veramente molto, molto belli anche da vedere e sentire. Stoppata di Maganza, questa volta regolare ai danni di un certo Marshon Powell, uno dei giocatori più verticali del campionato, e dall'altra parte la tripla di Patrizio Frato fa ben sperare per un esito, come dire, equilibrato di questa partita che Imola affronta dopo aver ricevuto una lunga serie di sconfitte casalinghe, 3 consecutive. Imola sì, purtroppo le ultime partite da febbraio in poi ha avuto qualche problema, dopo raggiunta la salvezza matematica non era più quella di praticamente del periodo da novembre fino a febbraio.
ha perso smalto, sicuramente sono serviti questi mesi allo staff tecnico imolese e a coach Tiki per capire chi farà parte del roster di prossima stagione e come poi organizzarsi per il futuro, visto che ricordiamo coach Tiki ha un biennale ed è riconfermatissimo. Chieti, Recanati e poi il derby di Ravenna, insomma, non più tardi di 12 giorni fa, le sconfitte casalinghe che rischiano un po' di bruciare una fine di campionato in verecondo per la squadra dell'Andrea Costa, per i biancorossi che hanno potuto sussultare per il terzo successo esterno in quel di Latina, ma insomma il finale è sicuramente quello tipico di una squadra che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Ha invece molto da chiedere Francesco De Nicolao, che segna il 7-6 molese con quella bella percussione. De Nicolao che potrebbe essere uno di quei giocatori in odore di conferma qualora lo volesse. Qualche errore di troppo dal campo per la De Longhi, si alza nel frattempo, fa tutto da solo Carvel Anderson, un altro dei prospetti che andrebbe confermato nel prossimo anno. 3 minuti sul cronometro si sono polverizzati in questo veloce inizio di match, punteggio alto, 7-6 il vantaggio di Imola. Partita molto veloce all'inizio, 3 minuti giocati, 7-6, però tanti tiri, tanti capovolgimenti di fronte. Sicuramente a Kotziki non gli è piaciuto questo Anderson che ha velocizzato subito il tiro senza provare nessun tipo di gioco. Bellissimo il canestro di De Nicolao in precedenza, l'hai detto anche tu. È un giocatore che De Nicolao è stato convocato per la seconda volta nella nazionale sperimentale di coach Luca Dal Monte. È un giocatore che è molto interessante, vedremo se riuscirà Imola a riconfermarlo. 2 liberi per il faintino Matteo Fantinelli che fa 0 su 2. Playmaker atipico di 195 cm, cresciuto nelle giovanili della Fortitudo Bologna, anche se poi ha militato e disputato qualche partita importante in A1 con la Virtus, dunque con i rivali della squadra bolognese. Fantinelli fa solo uno dei 2 tiri liberi e non 0 su 2 come detto in precedenza. Terzo punto per lui. 6:38, parità sul cronometro, 7 pari dopo il fallo subito da Patrizio Prato. Nel frattempo Ticchi molto arrabbiato con Bartolucci. In campo troviamo in questo momento Jacopo Preti. Va a provare la conclusione De Nicolao, l'errore, è rimbalzo Fantinelli, vuole correre Treviso che con l'avvento della nuova società e della nuova denominazione Universo Basket Treviso ha anche cambiato le tradizionali maglie con cui la Benetton fino al 2012 aveva giocato, cioè il bianco-verde. Arriva la prima tripla dell'incontro anche per Treviso ad opera di Agustin Fabi. Prova a replicare Anderson, l'errore da parte del giocatore americano di Imola, altro rimbalzo di Fantinelli. 7 il punteggio di Imola, 10 per Treviso che corre veramente tanto. Treviso che all'andata aveva vinto 91-68 e di fatto non c'era stata partita nella prima occasione in campionato in cui tornarono Anderson e Perry dopo i rispettivi infortuni. Non ci fu veramente match. Imola che in quella gara partì con un quintetto italiano, poi mise in campo i 2 colored, ma quando la gara ormai aveva sancito un direi legittimo proprietario. Preti riceve, attacca il canestro, riceve il fallo da parte di Marshall Powell che era andato fuori ad aggredire su di lui. 5-32, 5 sono anche i punti di vantaggio di Treviso. Hai parlato della gara di andata, Fabrizio. Gara di andata veramente strana. Imola che cade subito sotto di oltre i 20 punti, poi con l'ingresso dei 2 americani con pochissimi allenamenti nelle gambe sono riusciti a rientrare anche a -6, se non ricordo male, -7. Un time out di coach Pilastrini che sentivamo gli urli dalla parte opposta del campo, ha riportato tutto con 2 triple, se non ricordo male, una di Fabi e un paio di numeri di Coron Williams. Ha chiuso di nuovo, ha messo in ghiaccio la partita. Riceve Anderson, molto attivo questa sera, il pallone in punta per Francesco De Nicolao, attacca il canestro, ci sarebbe il varco, apre per Preti, tripla libera di Jacopo, errore, si accende la lotta a rimbalzo fra Rinaldi e Maganza. Il fallo è di Marco Maganza. No, non c'è stato il fallo, c'è stata una semplice palla finita fuori dal campo e rimessa sarà per Imola. Ha lottato molto bene il giocatore con la maglia numero 11 di Imola. De Nicolao riceve e sbaglia un canestro molto facile, ci riprova, segna questa volta.
Francesco De Nicolao, quarto punto della partita. Lui e Anderson bene in palla questa sera. Bellissimo lo schema dell'Andrea Costa sulla rimessa da fondo campo, che ha liberato praticamente da solo Francesco De Nicolao. Peccato per il primo errore, però è stato anche bravo a riprendere il rimbalzo e riuscire a prendersi questi 2 punti meritatissimi. Francesco De Nicolao, che sicuramente si sta prendendo molte più responsabilità in questa seconda parte di stagione. Fabi, chiamato il fuciliere delle Pampas per il suo formidabile tiro da 3, ha già dimostrato con un 2 su 2 di valere come il suo soprannome. Giocatore argentino nativo di General Roca, è il derby argentino fra lui e il ben più esperto Patricio Prato. Fabi è un 23enne che ha militato nel settore giovanile proprio con la Benetton, arrivato in Italia da giovanissimo. Altro rimbalzo nel frattempo conquistato in attacco da Treviso, rimbalzo di Marshall Power, 17-9, vantaggio Treviso che segna a più non posso, 17 punti in 6 minuti, la dicono lunga. Prova a replicare da 2, ancora De Nicolao, 6 per lui, tiro da 2 punti scoccato dai 6 metri, 3 minuti 43 secondi, Rinaldo marcato fuori dall'arco da Maganza. Si continua per linea perimetrale, vuole la palla sotto Powell, anche perché è marcato dal ben più inesperto Preti, che riesce a contrastarlo molto bene a rimbalzo usando anche un po' di esperienza. Eccolo De Nicolao, riceve, spara con coraggio De Nicolao, l'errore, Preti è libero per il rimbalzo, lo riceve, poi apre e peccato per Prato. Buona comunque l'attitudine di Jacopo Preti nel tentare di recuperare questo rimbalzo. Serve estro, serve fantasia, allora in campo sia Busciatti sia Hassan, fuori proprio Preti e anche un Carvel Anderson che dopo un buon inizio ha sbagliato qualche tiro di troppo. 11-17 a 3-16. Molto bene Jacopo Preti in questi 2 minuti e mezzo, 3 minuti che ha giocato, quando è entrato al posto di Bartoluzzi ha subito 2 falli, è stato molto positivo anche in rimbalzo, ha lottato. È ovvio che davanti a Powell può fare veramente poco. Pallone nelle mani di Coron Williams, giocatore americano di passaporto, ma di fatto nato a Vicenza perché il padre lavorava nella base di Aviano. Ma chi fa veramente paura sotto è questo Marshall Powell, giocatore nativo di Crosset in Virginia, proveniente dal campionato lituano, dunque un buon campionato che sta letteralmente spopolando in questa Lega 2 Silver. Giocatore terzo per rimbalzi totali con quasi 10 a partita, ma anche uno dei primi marcatori della squadra trevigiana, che ha curiosamente pochi giocatori nelle voci statistiche di riferimento. Questa dimostrazione di una squadra veramente molto equilibrata. Sbaglia Williams, è bravo De Nicolao a interferire il rimbalzo di Powell e poi è bravo anche a recuperare questo pallone antisportivo abbastanza dubbio segnalato a Fabi ai danni proprio di De Nicolao. Regalo da parte dell'arbitro Vanni degli Onesti, perplessità da parte di Pilastrini. Assolutamente no, mi dissocio da questo fischio. Sicuramente era fallo e De Nicolao è stato bravissimo in 2 occasioni a recuperare la palla, però da qui a chiamare l'antisportivo secondo me ne passa tantissimo di acqua. Cambia anche per Pilastrini, Cefarelli con il numero 12 e Matteo Negri con il numero 16 in campo, forze fresche, mentre il padovano De Nicolao va a sbagliare il primo tiro libero. Bolognese Matteo Negri, casertano invece Maddaloni Dario Cefarelli. 0 su 2 sanguinoso per De Nicolao. È interessante notare come molti giocatori giovani di Treviso gravitano nell'orbita, no, delle squadre giovanili proprio della nazionale italiana, segno proprio che insomma ci sia stato da parte della società trevigiana il chiaro intento di mettere insieme una squadra giovane ma con ampissima futuribilità. Sì, c'è stata una rifondazione totale della società anni addietro, è cambiata la proprietà, stanno lavorando molto bene e molti di questi giovani sono l'ossatura della stagione precedente. Ci prova ancora Carvel Anderson, errore col pallone che esce. È chiaro che Anderson è motivato perché devono passare da lui molte responsabilità.
Abbiamo giustamente criticato Anderson quando si era un po' tirato indietro nelle partite di assenza di Jesse Perry, quando non si era preso effettivamente le responsabilità che ci si aspettava. Questa sera è un giocatore che ha voglia di dare il suo, ci prova Prato da 3, altro errore per Imola che nel corso della stagione è stata a lungo fra le squadre che tiravano meglio dall'arco. Poi nelle ultime partite queste percentuali sono andate nettamente calando, c'è un 1 su 6 direi al tiro da 3 punti per la squadra di Imola, 1,20 alla fine. E Coron Williams, giocatore uscito dal prestigiosissimo college di Wake Forest, lo stesso college da cui sono usciti Chris Paul e Tim Duncan, dimostra di essere un ottimo giocatore, lui che è uscito proprio la scorsa stagione, classe 1989. In campo c'è anche Mauro Pinton, il veneziano visto per qualche anno a Rimini. Lui e Rinaldi sono certamente due giocatori che ricordano bene in riva all'Adriatica. Pinton entra in campo con la maglia numero 8. La profondità della panchina di Treviso è certamente uno dei fattori importanti, no? Che hanno fatto sì che la squadra veneta sia da tanto tempo in vetta al campionato, così come invece i tiri liberi sono sempre stati un cruccio per Imola e molte volte hanno impedito ai romagnoli di poter completare rimonte vincenti. È una squadra attrezzata per salire, lo sta dimostrando in queste ultime giornate. Peccato per l'Andrea Costa, adesso come avete notato si è piazzata in difesa zona, sta rischiando tantissimo, sta scommettendo sugli errori da 3 punti da parte degli avversari. Bel recupero Anderson sul passaggio abbastanza avventato da parte di Pinton. Hassan prende e riceve, lui è fatto così, sbaglia. Bravo Anderson nel provare a recuperare il rimbalzo. Prima azione per Busciati, maestro nel trovare come sempre i falli. Il reo è Matteo Fantinelli. Bravo Busciati ad accentuare. In premio ci saranno 2 tiri liberi per il giocatore di Tirana. Esperienza da parte di Busciati, è questo che deve mettere Andrea Costa. Franco Busciati l'ha fatto ad intermittenza in questa stagione, ha avuto alcune strisce veramente molto positive, altre dove purtroppo non è riuscito a dare tutto quello che sa fare. 2 per lui, 2 per Anderson, 6 a coppia per De Nicolao e Prato che prende in questo momento la via della panchina. In campo c'è Federico Guazzaloca con la maglia numero 16. 16 a 21, Imola ha accorciato le distanze, Treviso nel frattempo ha smesso un po' di segnare. Rinaldi riceve, c'era un buon passaggio all'indirizzo di Cefarelli, non lo vede, si riparte allora da Fantinelli, quintetto tutto italiano ora per il Pilla. Ultimo attacco questo di Treviso, Pinton va da Fantinelli, dentro il pallone che però viene sporcato. Imola va in mezza transizione, poi deciderà di fermarsi per gustarsi al meglio l'ultimo tiro. Rallenta Busciati, su di lui c'è Cefarelli, Busciati andrà fino in fondo, subisce un fallo che gli arbitri non fischiano. 2 per Busciati che lascia 4 secondi per il tiro di Treviso, se lo prende Pinton, anzi no, lo prende all'ultimo secondo Rinaldi che sbaglia. Imola contiene i danni, lo fa nel migliore dei modi, perché Imola è andata sotto anche di 8, termina invece almeno 3, 18 a 21, buona la reazione di Imola. Ottima direi, soprattutto con Busciati, ha trovato un assetto con una difesa molto più attiva da tutto campo. Sicuramente una difesa che non potrà mantenere per tutta la partita, anche perché stasera dentro il Pallaruggi fa molto caldo, ma è assolutamente positivo essere solamente sotto di 3 punti al primo mini intervallo. Allora ricordiamo anche che mentre stiamo parlando la lotta che abbiamo detto per il primo posto coinvolge sia Treviso che Ferrara e Recanati. Ferrara e la squadra di Recanati sono a 38 punti, a 40 invece c'è Treviso, ma in caso di arrivo a pari punti negli scontri diretti Recanati sarebbe la squadra che avrebbe la meglio, in quanto vanta un 2-0 nei confronti proprio di Treviso. Recanati impegnata in questo momento per la contemporaneità in quel di Scafati, dove prevedibilmente agguanterà una vittoria, dunque anche Treviso deve fare lo stesso qui alla Pallaruggi. Ecco perché paradossalmente la squadra trevigiana potrebbe anche finire terza in questo campionato, scavalcata all'ultima giornata da Ferrara e Recanati.
Nel frattempo, mentre parliamo, Bartolucci scaglia la tripla del 21 pari. Siamo partiti benissimo di nuovo, è stata una buona azione offensiva dell'Andrea Costa. Bartolucci ha trovato un ottimo tiro, da dire il vero non era neanche marcatissimo, però è stato molto bravo. Errore Fantinelli, rimbalzo in attacco, guarda caso di Marshawn Powell. Hassan spende il primo fallo e va in panchina, non positivo il suo impatto nel match. Rientra in campo Preti. È ovvio che il rebus Marshawn Powell è un problema, ha già alternato 2 o 3 giocatori ticchi, fa fatica a trovare il dirimpettaglio giusto per questo straordinario atleta. Ed ora Ticchi sta facendo di tutto per fare in modo che lui non riceva neanche il pallone. Con questa difesa così allungata a tutto campo sta cercando di recuperare i palloni, diciamo, a centrocampo dagli esterni. Con l'ingresso in campo di Vedovato sono già 9 i giocatori messi in campo da Pilastrini, che può chiaramente attingere a pianeforte da tutti. Qui sbaglia la schiacciata Fabi, arriva l'ennesimo rimbalzo di Powell. Interessante anche dare un'occhiata alle statistiche dei rimbalzi di Powell, perché in attacco ne aveva già conquistati almeno 4-5. 23-21, Treviso si rimette avanti. Anderson, raddoppio di marcatura su di lui, fuori per Bartolucci che finta la tripla, poi apre lo scarico per Guazzaloca, da 2 il tiro di Guazzaloca, errore, rimbalzo ancora una volta conquistato da Powell, che in effetti di rimbalzi ne ha già presi 5. Recupera palla Imola in difesa. 8 minuti 38 secondi, Guazzaloca scambia con Busciati, si incolla su di lui Mauro Pinton, va dentro Busciati, finta il passaggio che poi effettua Bartolucci da 3 e allora sì, ispirato Andrea Bartolucci, Imola è avanti 24-23. Stavo dicendo che è stranissimo quintetto quello di coach Ticchi, e Busciati ha tirato fuori dal cilindro queste 2 magie. Bartolucci invece 2 bei canestri. Ottima la difesa dell'Andrea Costa per adesso, che ha già recuperato 3 palloni anche in questo secondo quarto. Pinton, che questo tiro ce l'ha, segna da 3, il veneziano formatosi nella squadra di Mestre in cui ha esordito 14 anni fa in B1 quando aveva appena 17 anni. Pinton scaglia la tripla, ex Barcellona l'anno scorso, ma 3 anni indimenticabili a Sasserina 1. Ci prova anche Preti da 3 a partecipare al festival. Jacopo sbaglia la tripla, non positivi finora gli innesti dei giovani, quantomeno in attacco. Di nuovo avanti Treviso, 26-24, va dentro Fantinelli, il fallo subito dal giocatore romagnolo, mentre continuano a cantare incessantemente i tifosi trevigiani. Non c'è obiettivamente paragone sulle tribune. Assolutamente no, nonostante Imola sia in casa, loro sono sicuramente più rumorosi. Basta dire che nelle ultime partite casalinghe della De Longhi Treviso anche il presidente in persona è andato in curva a urlare col megafono insieme ai tifosi. Squadra del presidente Paolo Vazzoler, ma c'è anche Gracis, ex vecchia gloria della Benetton come DS, dell'Universo Basket Treviso, che ha scelto di circondarsi da dirigenti assolutamente competenti. 7-23, Fabi prende il pallone dopo un paio di palleggi, riceve e spara, sbaglia la tripla, grande contropiede con il canestro assegnato ad Hassan per l'interferenza, la retina toccata dal difensore che tentava di stoppare. Primi 2 di Norman Hassan, grande assist però da parte di Carvel Anderson. Ottimo passaggio baseball, Hassan è andato anche per le terre rischiando di farsi male, nulla di grave per l'italo egiziano. 26 pari in campo, timeout richiesto da coach Pilastrini. Altro bellissimo recupero sulla difesa zona, sono stati molto bravi. Imola ha tentato di correre, Hassan, che era uscito lasciando spazio a Preti, è rientrato, ha fatto un bel balzo, ci poteva stare sicuramente anche il fallo. Sicuramente Pilastrini in questo timeout dovrà parlare su questa difesa di Imola, su come riuscire ad arrivare sotto canestro e dare i palloni ai 2 lunghi senza rischiare e sudare le 7 camicie come nelle ultime azioni. Diciamo anche che la squadra che arriverà prima alla fine di questa regular season, Alessandra, andrà a disputare i playoff di questa formula un po' così complicata Golden Silver
affrontando l'8ª della Gold. La seconda affronterà la 7ª Gold, la terza, parliamo sempre di Silver, affronterà la 6ª Gold e ovviamente la 4ª squadra partecipante ai playoff della Gold affronterà la 5ª della Gold stessa. Meccanismo dunque un po' incrociato, in cui teoricamente anche una squadra della Silver potrebbe andare l'anno prossimo in Serie 1. Interessante sarà anche scoprire quale sarà la 4ª squadra che parteciperà per quel che riguarda la Silver, con Ravenna ancora in lotta. Certo che Ravenna, sempre stata a fare le prime 3 o 4 del campionato, rischierebbe proprio di risultare fuori all'ultimo. Sono bastate 2 sconfitte, di cui una molto sanguinosa in casa con Treviglio, se non ricordo male, che hanno perso mi sembra di 25, hanno perso anche la differenza canestri e per loro è molto dura. Adesso devono vincere a Reggio Calabria per riuscire a recuperare. Intanto altro pallone recuperato da Imola, sempre con la stessa difesa. Ottimo veramente questo piglio difensivo dell'Andrea Costa. Pallone servito nelle mani di De Nicolao, che non usa la sua mano preferita, ma quel canestro, se giochi in Silver, lo devi fare tutte le volte. Assolutamente. Busciati, un'altra perla, veramente aveva trovato l'angolo libero. De Nicolao anche in questo caso era libero, purtroppo non se l'aspettava neanche lui forse e ha sbagliato, peccato. Non fa invece regali Matteo Negri, guardiala come detto di Bologna, scuola Virtus, campione d'Italia Under 17 e Under 19 nel 2008 e 2010, ha esordito in A1 proprio l'anno scorso con la Virtus. 7 gare per lui a Referto, classe 91 per Matteo Negri. Treviso avanti 28-26, in angolo la tripla tentata ancora da De Nicolao, altro errore per il nativo di Campo San Piero. È ovvio che è un errore da sotto banale, è una tripla con tutto lo spazio possibile e immaginabile. Sono 2 regali che non puoi permetterti a una squadra come Treviso, che poi ti castiga con un'altra percussione di Matteo Negri. Time out in campo, segnala l'arbitro. Sì. Questa volta è richiesto da Ticchi. Sì, l'Andrea Costa sta tirando tantissimo come nelle ultime uscite da fuori. In questo caso c'è da dire che intelligentemente Pilastrini sta mantenendo quasi tutti i suoi effettivi all'interno dell'area per evitare le penetrazioni dei vari Prato, Anderson eccetera. Sin d'ora le percentuali non hanno sicuramente aiutato l'Andrea Costa, però c'è da dire che è solo sotto di 2 punti, quindi se riuscisse a mettere anche un paio di triple sicuramente farebbe più paura a Treviso. 2 liberi per Matteo Negri. Ha cominciato a Bologna in A1, ma solo come panchinaro nel 2009, poi Ozzano a dilettanti, Trento l'anno più importante per lui, con la promozione in Lega 2 condita da quasi 10 punti a partita in appena 20 minuti, e 2 anni fa l'esperienza in DNA a Lucca, anche lì quasi 10 punti a partita in 21 punti di media per questa guardia ala. Può giocare in 2 ruoli, uno solo su 2 tiri liberi per lui, ma poi arriva il rimbalzo per la squadra trevigiana. Rinaldi che si gira, perde però la maniglia. Buon per Imola che deve recuperare 3 punti a 5,37. Busciati con il pallone fra le mani, marcato da Rinaldi. Buon mismatch per il numero 15 di Imola, si va però da Bartolucci. Il buon movimento ai danni di Negri, super canestro per Andrea Bartolucci, che udite udite è il miglior marcatore dell'incontro per Imola. Questa sera è iperattivo, ha trovato molto spazio. Treviso cambia spesso sui giocatori imolesi, quindi hanno trovato possibilità di incunearsi sotto canestro. Buon per l'Andrea Costa, che in questo caso si trova sotto di una sola lunghezza e recuperando un altro pallone ancora. Bartolucci che insomma, secondo quello che si pensa, è uno dei giocatori da cui Imola ripartirà l'anno prossimo, questo un po' secondo le indiscrezioni che trapelano dalla società. Altro errore di Hassan, si impegna e peccato, non riesce a ricevere De Nicolao. Imola che però sta lottando su ogni pallone. Sì, sta facendo vedere i sorci verdi sicuramente a Treviso. Treviso era partita con percentuali molto alte al tiro, in questo caso le ha abbassate un pochino, anche perché Imola sta difendendo molto meglio in questi ultimi 10 minuti.
Extra possesso ancora per Treviso, avanti di 1, 28-29, scadono i 24 secondi, ma c'è stato un fallo, ai ai ai, proprio allo scadere del 24esimo secondo. Peccato, perché l'impressione era che Treviso non si fosse accorta, o meglio ricordata, che dopo il rimbalzo i secondi a disposizione sono 15 e 14 e non 24. Sì, peccato, perché proprio allo scadere è stato fatto questo fallo. Non ho capito di chi, ma adesso c'è un cambio, esce di nuovo Hassan, che ha fatto un po', non ha fatto benissimo in questo quarto, anche se comunque da rotazioni e nell'ultima trasferta dell'Andrea Costa, in quel di Omegna sabato scorso, è stato uno dei più positivi. Eccolo qua, Coron Williams marca un'altra conclusione pesante per Treviso, che dunque scappa più 4, 32-28 nell'ambito di una gara molto gradevole, a punteggio alto, come da un po' non si vedevano qui alla Palarugia. Hai fatto bene a ricordare la sconfitta per 83-76 di Imola in quel di Omegna. Era una gara importante per la squadra imolese, perché Omegna era la squadra che aveva in qualche modo strappato il bonus di utilizzo per i giovani. Imola che teneva a uscire dalla squadra, dal parquet piemontese, con la massima posta in palio, così non è stato. Un paio di errori da ambo le parti, con Imola che esce vittoriosa questa volta nella lotta a rimbalzo. Busciati va da Prato, che se la gioca contro Vecevato, prende il primo passo, arriva la grande stoppata da parte di Negri. Prato si arrabbia con gli arbitri per il mancato fallo subito, ma avrà un'altra possibilità. Pallone nelle mani di Anderson, che non può sbagliare questa tripla, sbaglia ancora. Imola, troppi errori al tiro, grandissima attitudine, ma troppi errori al tiro. Questo fallo di Bartolucci mi lascia perplesso. Nelle ultime azioni ci siamo un po' innervositi, abbiamo tentato di farci fischiare fallo, Prato non ce l'ha fatta in 2 occasioni, probabilmente la prima aveva sicuramente ragione, la seconda l'ha cercata un po' di esperienza, l'arbitro era proprio davanti, non se l'è sentita di fischiarlo. 32-28, 3 minuti e 12 secondi, c'è ancora tanto equilibrio. 9 i rimbalzi di Imola, 19 i rimbalzi di Treviso. Questa è la situazione aggiornata a 3 minuti dalla fine, un dato emblematico. Treviso ha più che doppiato nel computo dei rimbalzi la squadra imolese. Fantinelli 1 su 2 liberi, 4 per lui, più 5 il vantaggio trevigiano. Seguiamo l'attacco biancorosso. Imola manca un po' del giocatore che può entrare in striscia questa sera. Ci hanno provato un po' a turno Prato, Anderson e anche lo stesso Hassan, che sbaglia in questo momento. Terza tripla sbagliata per Hassan. Imola da 3 punti lascia molto a desiderare, 3 su 15 al tiro, insomma al 20%. Maganza però recupera questa volta un buon rimbalzo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Giocatore nativo di Gemona del Friuli, classe 91, l'anno scorso a Matera, non proprio il miglior giocatore se si vuole sperare in una coppia di liberi. Infatti Maganza sbaglia il primo. Imola meno del 50% della lunetta. Sì, peccato veramente, sia rimbalzo che i tiri liberi è stato il leitmotiv di tutta la stagione dell'Andrea Costa. Ha subito tantissimo, è ovvio che manca Jesse Perry, diciamolo chiaramente, ma Jesse Perry è la 14ª partita che manca, è un girone completo senza il proprio centro, che in estate doveva essere quello titolare e togliere tantissime castagne dal fuoco. Bravo De Nicolao sul tempo a recuperare questo rimbalzo. Ecco Anderson, questa volta attacca il canestro, c'è stato un fallo lontano dalla palla, vediamo di chi. È Vedovato l'autore della penalità. Imola è con De Nicolao, Anderson, Prato, Maganza e Hassan. Squadra ospite con Fantinelli, Vedovato, Rinaldi, Williams e con il numero 16 Negri. Qui Anderson da 2 prende e riceve, è solo il 4º punto di Anderson, entrambi ad alto coefficiente di difficoltà.
tanti errori anche dal campo, però insomma è un po' lui l'osservato speciale della difesa trevigiana. Imola tiene ancora, -2 per la squadra di coach Ticchi. 2 su 6 per lui, ha voglia di farsi vedere, ha sempre voglia di giocare, è nella indole comunque degli americani, un tiratore come lui, di appena la palla, soprattutto in partite che per la classifica contano poco. Intanto sta succedendo di tutto sotto canestro. Per fortuna che l'Andrea Costa in questo caso con Maganza ha recuperato la boccia. Scintille sotto canestro fra Vedovato e Maganza. Gli arbitri premiano il giocatore con la maglia numero 20 di Treviso, il secondo fallo di Maganza. Vedovato centro appena 19enne di 205 cm, in questo caso ha fatto valere, nonostante la minore esperienza, il proprio duello fisico con Marco Maganza, che ha 5 anni in più di lui. Secondo fallo, come detto, di Maganza. Treviso a 100 secondi dalla fine del secondo quarto continua ad avere il vantaggio, 33-31. In campo è tornato Powell, su di lui c'è Hassan, marcatura difficile per la squadra di Ticchi. Si va da Rinaldi, ancora Pinton che si prende la tripla. Dai, anche Treviso che non tira benissimo da 3, però comunque 5 triple le ha messe su 14 tentativi, 31-36. Bisognerebbe andare all'intervallo con una discrepanza di 2-3 punti, non di più, per permettere a Imola di poterci credere ancora. Ancora errore da parte di Anderson questa sera, polveri abbastanza bagnate per Carverson, che tira con il 2 su 7 dal campo. 5 su 14 per Treviso da 3 punti, 3 su 15 per l'Andrea Costa. Contiamo anche i tiri liberi, sicuramente la differenza è qua. Treviso è avanti di 5 punti, manca solo 45 secondi all'intervallo lungo. Adesso vediamo, speriamo che l'Andrea Costa riesca a capitalizzare questa azione. De Nicolao molto attivo questa sera, in generale nelle ultime gare rispetto all'inizio di campionato abbastanza molle e timido. Va dentro il buon pallone per Maganza, che prima di vedersi subito un fallo ne deve ricevere 2 o 3. Maganza che rimane pur sempre uno dei giocatori con la percentuale più alta al tiro del campionato, è sesto al momento. Andrea Gonetta con 2 tiri liberi, ma in precedenza ci sarà il time out ordinato da coach Stefano Pilastrini, un allenatore che nominarlo lusso e definirlo lusso per questa categoria è dir poco. Un giocatore che ha esperienze anche in Serie A, ha esperienze in altre categorie, collabora con l'Eurocamp in estate, è uno dei soci insieme a Giordani e a Ferrari di Legnano. È un allenatore che ha fatto molto bene sia la Fortitudo in passato ma anche a Torino, che probabilmente l'ultima stagione non è stato molto compreso, quella scorsa. È ripartito dalla Silver con Treviso e sta facendo molto bene, si è fatto la squadra. Sicuramente hanno un budget molto importante. Treviso vuole tornare grande e sono sicuro che nel giro di 2 o 3 anni ritorneranno ai palcoscenici che meglio le aspettano. Tra l'altro anche il ritorno nello storico Palaverde, che era tutt'altro che sicuro inizio stagione, ha fatto sì che insomma anche l'ambiente trevigiano sia galvanizzato da quello che è uno dei palazzetti più belli d'Italia. Ricordiamo che Treviso in corso della scorsa estate ha acquisito i diritti di partecipare alla Silver grazie non ai meriti sul campo ma all'acquisizione del diritto da parte del basket Torrevento Corato, e dunque ha ceduto il diritto. 31 secondi, rimaniamo in campo mentre c'è una sciarpata dei tifosi trevigiani con Maganza che va in lunetta, palo sul primo tiro libero. Imola è 4 su 9 dalla lunetta. Sono i 5 liberi che mancano per il possibile pareggio. 0 su 2 impietoso per Maganza. Ultimo attacco per Fantinelli and Company. Powell esce a ricevere, eccolo qua, marcato da Hassan. Williams marcato ora da Anderson. Pinton si prende la tripla che non sarà valida. C'è il fallo in attacco sanzionato a Rinaldi.
L'ultimo attacco Imola, proviamo a tornare a -3 o a -2. 10 secondi, isolamento per Carvel marcato da Coron Williams. 5 secondi dal nulla, spara e segna Carvel Anderson. Serviva questa tripla, 34-36. Meglio non poteva andare per Imola, Alessandro. -2. Assolutamente no, è quello che speravamo noi un paio di minuti fa, quando eravamo tornati a -6. Siamo tornati a -2. C'è partita, nonostante tutto, nonostante i tanti tiri sbagliati da Andrea Costa, nonostante i liberi. Imola è viva e sta dimostrando che questa sera non è solo in vacanza. Ci sentiamo fra poco per il secondo tempo, l'ultimo secondo tempo dell'anno tra Imola e Treviso. Bella partita. In campo per il secondo tempo Imola contro Treviso. Sono gli ultimi 20 minuti di una stagione che Imola ha vissuto alla grande per almeno 17-18 partite prima di, diciamo così, sedersi un attimo a salvezza acquisita. De Nicolao, Maganza, Prato, Bartolucci e Anderson per i biancorossi. Dall'altra parte ci sono Rinaldi, Fabi, Fantinelli, Powell e Coron Williams. Riceve e spara Fabi, errore. Maganza per il rimbalzo. Imola -12 il computo dei rimbalzi, 25-13 alla fine del primo tempo. Questo è il dato sicuramente più eclatante. Vero è anche che Imola tuttavia ha chiuso a -2 nonostante un 4 su 16 da 3. Treviso ha fatto 5 su 16 totale, squadre che tirano praticamente con la stessa percentuale e tirano anche entrambe malino ai liberi, quindi sostanzialmente è vero che Treviso ha preso più rimbalzi, però i tiri sono stati uguali stranamente, anzi sbaglia Powell, grande stoppata da parte di Maganza, così se ne va il primo minuto senza canestri. Bartolucci prende e tira, già segnato 2 triple, non gli va la terza. Pallone che si perde sulla linea laterale. Ticchi continua a incoraggiare i suoi. Dall'altra parte più tranquillo Pilastrini, come sempre sornione. Vi ricordiamo anche che per alcune partite questa squadra è stata brillantemente condotta in campo dal Monte, no? Lorenzo Dal Monte, sì, è stato molto bravo. Dopo Piacenza ricordiamo tutti che ha avuto un piccolo problema cardiaco il coach, è rientrato a Imola, ha avuto una piccola operazione, ha saltato, se non ricordo male, 3 partite dalla panchina, e Lorenzo è stato molto bravo portando la vittoria a Voghera contro Tortona di coach Demis Camina, l'Andrea Costa. Due liberi per Tommaso Rinaldi dopo il fallo subito. 8:44 al termine, sbaglia Rinaldi il primo. Assegno il secondo. 8 punti di Powell e Williams da una parte, 8 di Bartolucci dall'altra, sono loro i migliori marcatori del match fino a questo momento. Vediamo se Imola avrà l'energia di tenere anche in questo secondo tempo. De Nicolao smista per Anderson, autore di una grandissima tripla alla fine del primo tempo. Fallo sul rimbalzo da parte di Fabi, se non vado errato, sì. Fallo dell'argentino con doppio passaporto italiano, arrivato a Treviso nel 2009, ha vinto lo scudetto Under 19 con la Benetton, di cui era uno dei fari difensivi. Poi, come detto, anche con la nazionale giovanile argentina ha vinto un paio di titoli con le squadre under, l'anno scorso a Reggio Calabria. Agustin Fabi in silver. 2 secondi per il tiro, dentro Bartolucci, sbaglia, tap out di Williams, la riceve Bartolucci quando però pestava con i piedi la linea di fondo. È stato un paio di attacchi sicuramente non molto positivi da parte dell'Andrea Costa. È stato preso sì il rimbalzo in attacco,
ma non è stato capitalizzato. Speriamo che in terzo quarto l'Andrea Costa possa ancora reggere le percentuali e soprattutto reggere sotto canestro Powell, che è veramente un giocatore immarcabile per l'Andrea Costa questa sera. Primo giocatore in doppia cifra, Marshawn Powell. Treviso scappa a +5, è andata anche avanti di 8 sul 17-9. Si incarta Bartolucci, si addormenta, gliela strappano in due. Powell in contropiede, gran canestro di Marshall Powell, un uso del corpo assurdo per un giocatore della sua stazza. Ricordiamo che è uno dei primi rimbalzisti del campionato, nonostante le cifre dicono 201 centimetri, dunque non propriamente un longilineo di 2,10 o 2,15, no? È un giocatore molto interessante, sicuramente di passaggio in questa categoria. A mio avviso anche in Serie A potrebbe fare la sua porca figura. Sbaglia il tiro libero Powell, recupera il rimbalzo egli stesso, una rarità, un giocatore che sbaglia il libero che prende il suo stesso rimbalzo. Sbaglia Williams, dall'altra parte il tappin volante è uno dei giocatori più piccoli in campo, Francesco De Nicolao, e corregge l'errore di Prato. Questo è quello che deve fare l'Andrea Costa, prendere il rimbalzo d'attacco in difesa, scusate, partire in contropiede e provare almeno finché ha le energie a mettere in difficoltà Treviso, che in questo caso non era rientrata. Altro libero sbagliato da Imola, che comunque frena l'emorragia, perché il 7-0 di parziale Treviso cominciava a farsi pesante. Powell riceve e spara anche da 3 in punta, e allora la vuole vincere lui evidentemente. Treviso riscappa a +8, 44-36, settimo punto in fila di Powell. Settimo punto di fila di Powell. Evidentemente non vuole arrivare nell'ultimo quarto, vuole stare a sedere e riposarsi in vista dei playoff. Canestro rocambolesco da parte di Andrea Bartolucci. Imola rimane lì aggrappata. Un'Imola che comunque sente il profumo quantomeno degli avversari, ma Fantinelli vuole ricacciare indietro Imola. Treviso ha segnato già 11 punti in 3 minuti e mezzo e scappa al nuovo massimo vantaggio, 47-38. Micidiale. Sembra quasi che nel secondo quarto abbia scherzato contro l'Andrea Costa e poi in questo caso ha messo le marce alte e prova a scappare. In questo caso sono già 9 i punti di distacco tra le due formazioni veramente in 3 minuti e mezzo. Diciamo anche che è stata indetta proprio oggi, no, per il prossima settimana una conferenza stampa in cui la società imolese parlerà un po' di quello che è emerso nel primo incontro fra Ticchi, il DT Zappi, il DS Foschi e il numero 1 di Via Valeriani, Giampiero Domenicali, per parlare del futuro, no? E insomma nella mail di convocazione c'è scritto un'importante figura, no, che in qualche modo entrerà in società. Allora, non ho nessuna anticipazione, immagino che, mi auguro che per la società ci sia un po' più di ossigeno, magari uno sponsor o un socio in più che possa contribuire alla causa dell'Andrea Costa per la prossima stagione. Bravo. Oh, bellissima azione Treviso, un giro di palla strepitoso per la squadra di coach Pillastrini, tanti passaggi in fila, poi il grandissimo taglio di Fabi che segna tra gli applausi anche di qualche tifoso imolese, ma soprattutto dei almeno 100-150 tifosi giunti da Treviso. Meritatissimi, bisogna essere sportivi. Treviso ha sicuramente, se nel secondo quarto potevamo dire che l'Andrea Costa aveva retto e aveva giocato molto bene, al di sopra probabilmente delle proprie possibilità, adesso Treviso sta facendo la Treviso di turno e sta dimostrando di essere la prima in classifica, non per caso. È una squadra che può far male anche nei playoff. Assolutamente, assolutamente. A mio avviso ci sono alcune squadre di Gold che non tengono il passo di questa Treviso che stiamo vedendo in questi ultimi 4 minuti. 4 Imola, 13 Treviso è il parziale del terzo quarto, che deve ancora vivere 5 minuti e 49 secondi. Il calvario di Treviso era nato nella estate del 2012, estate in cui il gruppo Benetton termina la sua avventura nel mondo del basket.
e in qualche modo tanti ex giocatori e dirigenti si sono adoperati per far continuare l'epopea del basket trevigiano, fino a quando 4 soci si sono uniti assieme all'ex capitano Paolo Vazzoler nel ruolo di presidente e hanno fondato il 4 luglio del 2012 la neonata Universo Treviso Basket, che poi ha partecipato, chiaramente vincendo a mani basse, il campionato di promozione nazionale, provinciale, scusate. Mentre l'anno scorso in DNB la squadra trevigiana è arrivata quarta in campionato ed è uscita ad opera di Udine in semifinale playoff. Rientrati in campo, Bartolucci va dentro, prova il canestrissimo, lo trova. Ispirato Bartolucci assieme a De Nicolao, 20 punti dei 40 imolesi portano alla firma di due che non sono propriamente dei grandi realizzatori. No, però in questo caso in questo contesto e nel gioco di Kostikis tutti, ciascuno è indispensabile, cioè si stanno ritagliando i propri spazi. C'è un segnale che probabilmente Kostikis vuole dare. Franco Busciati è ancora a sedere, non è ancora rientrato nonostante il periodo di difficoltà. Non vorrei che sia già un segnale che sta dando in vista della prossima stagione. Hai ragione. Sì, 10 minuti in campo nel primo tempo e insomma al momento ancora in panchina, quando proprio ora forse una scossa sarebbe ben gradita. Sì, è lui di solito il sesto uomo di lusso, quello che deve comunque far rientrare gli equilibri per i biancorossi. Invece il quintetto è sempre quello, non c'è stato nessun cambio, anzi dopo il time out è stato solamente il cambio di difesa da parte dell'Andrea Costa, che è un po' più aggressiva che in precedenza. Ora però l'obiettivo è non fermare la palla in attacco, bisogna essere meno prevedibile, come anche in questo caso mi pare di vedere. L'attacco è troppo ingessato, si arriverà un tiro allo scadere a bassissima percentuale. Anderson viene cancellato dalla difesa, si accende un'altra mischia, palla persa a ripetizione in campo. Anderson commette il classico fallo di frustrazione, lamentandosi un po' di aver ricevuto qualche contatto proibito in un paio di occasioni. Temo che Treviso e in particolare Powell abbia deciso di provare a chiuderla già nel terzo quarto. C'è stato un paio di confusione, c'è stato anche un passaggio troppo lento da parte di Nicolao in contropiede verso Anderson. Anderson è arrivato un po' frustrato per la confusione che c'erano due maglie azzurre contro di lui. Gli arbitri hanno dato ragione a Treviso, che Williams continua come all'andata imperterrito a fare canestro da fuori. Anche l'andata, mi ricordo, nel terzo quarto ha spaccato in due la partita. Sono giocatori che quando decidono di vincerla la vincono, tra l'altro sono due americani, Imola lo ricordiamo ne ha solo uno e ha giocato la squadra imolese, l'hai ricordato prima e penso che il dato sia emblematico: 14 partite su 30, la metà senza un certo Jesse Perry, che è probabile non rivedremo più a Imola perché verrà chiamato in categorie superiori, ed è un peccato perché a Imola abbiamo visto troppo poco di Jesse Perry. Jesse Perry ha dimostrato di essere un giocatore di molta sostanza, un bravissimo ragazzo che in campo sicuramente può dare tanto, però per troppo poco. Sicuramente in altre stagioni, in altri periodi sarebbe stato tagliato prima e sarebbe stato sostituito con un altro giocatore, magari sbagliando e magari peggiore, però ha lasciato la squadra in difficoltà e questi sono i risultati. Imola ha fatto molto bene sia quando era senza di lui, anche un periodo con Jesse Perry in campo, poi però ha finito le energie. Dalla trasferta di Reggio Calabria in poi ha terminato le benzine. In effetti consideriamo che delle 16 partite giocate, alcune di queste sono state giocate in condizioni menomate, quindi di fatto sono più le gare che Imola ha giocato senza Perry o con un Perry a scarsissimo potenziale e rendimento rispetto a quelle che Imola ha potuto giocare col proprio giocatore di punta al meglio. C'è stato il periodo anche del problema alla caviglia di Carvel Anderson, che è rimasto fuori per un paio di partite. C'è stato anche Bartolucci, ha avuto tanti problemi durante questa stagione, però bisogna dire, mamma mia cosa abbiamo visto adesso, alley-oop, schiazzatone di Marshall Powell,
bellissima questa azione, sicuramente da top 10. 11° punto di Powell sui 20 segnati da Treviso in questo terzo quarto. Squillo di Maganza, ma è un Imola che anche, ripeto, vedendo un Busciati che è entrato in campo, chiedo scusa, mi ero accorto in questo momento, mette la consueta grinta. Allora Busciati c'è, questo è sicuramente una buona notizia. Vediamo se sarà in grado di dare quella scossa che Imola necessita. 56-42. È stata solo una scelta, sicuramente è un po' tardiva, forse poteva rientrare anche un po' prima, ma le responsabilità sono del coach, è lui che vede la squadra tutte le settimane. Qua intanto Treviso sembra che abbia messo una sondina una calamita, diciamo, dal canestro alla palla. Ogni tiro è un cesto. Adesso non ho le percentuali sotto mano, ma sicuramente hanno scavato un fosso che, se non è decisivo, poco ci manca. Coron Williams si è dimostrato, perché l'anno scorso segnava da senior 10-2 punti a gara e 25 minuti di media a Wake Forest, con un 41% da 3. Williams è arrivato a 14, quindi Williams ne ha segnati 7 in questo quarto, Powell ne ha segnati 11, quindi 18 punti dei 23 di Treviso di questo quarto nascono dalle mani dei due americani, e Imola continua a sbagliare dalla lunetta. Imola è veramente stranissimo, è un fondamentale che in teoria dovrebbe essere il più semplice in questo sport, ma spesso la testa gioca brutti scherzi. L'Andrea Costa si allena tantissimo alla fine di ogni allenamento su questo fondamentale, ma evidentemente in questa stagione le cose vanno così. 59-43, 16 di vantaggio per Treviso, che ci prova ancora con Pinton da 3. Questa volta la calamita si inceppa perché non prende neanche il ferro Pinton e riceve qualche fischio dei tifosi molesi, memori dei suoi 4 anni spesi a Rimini. 4 anni suoi, 5 li ha fatti Rinaldi di fatto, dunque c'è tanti ex Rimini in campo. Rientra in campo Preti al posto di un Prato che dopo un buon inizio si è un po' perso nelle pieghe della partita. 100 secondi alla fine del terzo quarto, però, perché ce n'è poi ancora un altro. 59-43, Imola è comunque molto vicina alla quarta sconfitta interna consecutiva. Chi l'avrebbe detto a inizio stagione, quando Imola aveva inanellato un 6-6 iniziale in casa? No, assolutamente. Ovvio che la piazza si era fatto la bocca buona, come si dice in Romagna, e sicuramente dopo che si era iniziato a parlare anche di playoff, anche se in maniera molto timida, abituarsi a queste tantissime sconfitte in serie non è facile, però ci sono tante assenze, ci sono gli avversari che prendono le misure su di te, ma soprattutto quando hai la pancia piena non è facile. Fabrizio, se mi concedi un secondo, volevo far presente che Marshall Powell è veramente vicinissimo alla doppia, 8 rimbalzi, di cui 5 in attacco e solamente 3 in difesa, e 8 su 11 dal campo con 19 punti segnati. E tantissima difesa, 2 volte intercetta il pallone a Maganza. Powell, gran giocatore anche dietro. Questa azione non verrà registrata in nessuna voce statistica perché di fatto non è una stoppata, ma per ben 2 volte ha impedito che Maganza si alzasse e tirasse. Incredibile. Gran energia, è entrato con una faccia diversa in questo terzo quarto, ha probabilmente detto: chiudiamo sta partita, chiudiamo la pratica, cerchiamo di non sprecare troppe energie in vista dell'imminente playoff, vediamo di fare bene di fronte a questo bellissimo pubblico che li sta incitando da quando sono entrati in questo Palarozzi. Imola che di fatto non vince in casa dal 15 febbraio, no? Data della sconfitta ai danni di Treviglio, che è comunque una signora squadra. Poi 2 brutte sconfitte, in particolare contro Recanati e Perri e Ravenna, scusate. Imola che dunque dovrebbe chiudere al 12° posto, un campionato che obiettivamente, con qualche infortunio in meno e qualcosa di meglio nelle ultime partite, poteva sicuramente concludere fra le prime 8, che era poi l'obiettivo fissato da Imola a metà campionato. Ad agosto sicuramente
ad agosto sicuramente avremo fatto una firma col sangue per questo piazzamento. È ovvio che durante la stagione abbiamo visto che Busciati era decisivo, la salvezza era lontana, c'erano squadre che come Matera, come Piacenza perdevano molto di più di noi. Ci abbiamo provato, purtroppo non è andata bene. Termina questo terzo quarto dove Treviso, Fabrizio, assolutamente dominato, nulla da dire. Imola ha segnato 9 punti, Treviso ne ha segnati 25. A tra poco per l'ultimo quarto. Eccoci qua, proviamo a vivere nel migliore dei modi una partita che ampiamente sembra segnata. De Longhi Treviso 61, Andrea Costa Imola 43. All'alba dell'ultimo quarto. L'ultimo quarto della stagione, siamo alla 30ª ultima giornata, terminano qui in questo 17 aprile le fatiche della regular season della A2 Silver, e poi dalla prossima settimana cominceranno dei playoff che coinvolgeranno 8 squadre di gold e, come detto in precedenza, 4 di silver. Allora io chiedo a Matteo Salvini, seduto qui vicino a me, quali sono le squadre secondo te più, come dire, possibilitate alla promozione in A1? Beh, sicuramente carta alla mano la Tezenis Verona, anche visto il budget che ha annuale, è una signora squadra, è una squadra un po' strana che proprio oggi ha firmato Mike Hall, l'ex Milano e Pesaro, un giocatore che sicuramente può sia spostare gli equilibri ma anche rovinare lo spogliatoio, che è un giocatore molto frizzante. È ovvio che a mio avviso Verona è la seria candidata, poi ci può stare anche che Torino, ma Torino, nonostante abbia un bellissimo organico, è una squadra che le volte che l'ho vista giocare sia dal vivo che in televisione mi è sembrata molto scollata, non segue molto l'allenatore, troppi individualisti, non mi piace tantissimo. Poi magari mi sbaglio e vince il campionato. Poi è anche vero che la stessa Brescia, che ha fatto 3 quarti di stagione regolare perfetta, a dir poco perfetta, e poi ha avuto un calo da inizio marzo in poi, dopo Rimini, dopo la delusione di Rimini è calata. Vedremo adesso, già da domenica, che gioca in casa contro Trapani, che non ha più niente da dire al suo campionato, vedremo se avrà ritrovato i suoi automatismi. Altri 3 di Bartolucci. Prima era sprofondata sotto di 20, Bartolucci arriva a 15. 8 minuti e 23 secondi, De Longhi in carrozza con un cospicuo vantaggio. Treviso che andrà a concludere al primo posto in questo campionato ai danni di Recanati e di Ferrara. Fallo tecnico a Fantinelli, si è innervosito, ha preso terzo e quarto fallo. Si carica del tiro libero Norman Hassan. Imola tiri liberi con meno del 33%, 5 su 16 mi segnala Alessandro. Sì. 5 su 16 liberi, a mia memoria nessuna squadra che ho visto giocare non l'hanno fatti, è veramente tanto, sono 11 punti. Sono 11 punti e ti stavi giocando ancora la partita. È una situazione assolutamente clamorosa questa. Lasciami però, Fabrizio, dire una cosa. Imola sì, è andata sotto di 20 punti, sta provando pian piano a giocare la sua gara e rientrare, però mi piacerebbe, lancio un appello, mi piacerebbe che il pubblico rimanesse ai propri posti fino alla fine, non vada via prima della fine del match, e soprattutto abbia voglia di applaudire questa squadra che comunque ha giocato una buona stagione, non dico ottima ma buona, nonostante le assenze e i vari problemi che ha avuto.
in un campionato che troppo presto ha perso di interesse nelle retrovie a causa di un paio di squadre che sono fallite nella categoria superiore, che dunque hanno fatto sì che l'incubo della retrocessione di fatto fosse appannaggio di pochissime squadre. Sì, purtroppo Forlì è stata un po' una scheggia impazzita inizio stagione, già dall'inizio qualcosa sotto si capiva che poteva esserci, c'è stata un'iscrizione più o meno regolare, su questo io non ci posso mettere becco, ha fatto qualche buona partita, poi è sparita molto presto, a dicembre se non ricordo male o comunque a inizio gennaio, i problemi comunque c'erano molto prima, diciamo che anche Veroli sin dall'inizio, tra problemi logistici dei giocatori, tra cambi, tra problemi tra le varie entità che componevano questa società, ossia la Stella Azzurra e il Basket Veroli, non poteva che andare a finire in quel modo, che non finisse il campionato. Ha fatto sì che in gol perdesse molto interesse, ovviamente anche in silver, soprattutto per quanto riguarda la salvezza. Diciamo che c'è da sottolineare che anche in Gold situazioni veramente strane come quella di Barcellona, che per un paio, addirittura una trasferta a mia memoria pagata dai tifosi stessi con una sottoscrizione popolare, io non la ricordo sinceramente, quindi è proprio un problema di tutto il movimento e qualcuno dovrà pur metterci le mani prima o poi, perché così veramente perde di interesse. Gli sponsor che magari vorrebbero investire fanno fatica anche loro a capire qualcosa, quindi o sono appassionati e tifosi oppure è veramente dura. Pinton attacca, bel canestro di Mauro Pinton, tutto da solo. Treviso non ha avuto questa sera nessun giocatore sotto le righe, tutti hanno dato il loro contributo. E la cosa incredibile è la regolarità di una squadra che è vero che chiude con 9 sconfitte su 30, che non sono pochissime per una squadra che chiude al primo posto, però è stata la squadra veramente più continua della stagione. Qui arriva la stoppata però in parabola discendente, Guazzaloca ne mette 2 proprio in faccia al gigante. (50-67) Williams ancora da 3, 17 suoi, 21 da parte di Motion Powell, 38 punti dei due americani, più della metà dei 70 di Treviso, che impatta un più 20, Hassan si arrampica contro Fabi che gli sputa in gola il pallone, prova a insistere ancora, l'assist all'indirizzo di Preti che viene cancellato da tabellone e raddoppio di marcatura. Ticchi sconsolato con le braccia conserte, sa che questa gara è andata. A poco serviranno i 5 minuti e 55 secondi che rimangono sul cronometro. Sbaglia ancora Imola, che in questo momento ha Hassan, Prato, Busciati, Maganza e Anderson. Si mette a zona Imola, è una 2-3, dunque con fronte pari. Squadra ospite con i due Colored, poi ci sono Fabi, Pinton e Negri. Errore questa volta da 3 punti, ma lo strapotere a rimbalzo della squadra bianco-blu è martellante questa sera, letteralmente martellante. E poi le conclusioni da liberi dei giocatori trevigiani rischiano di fare male. Fabi ora vede il pallone entrare e uscire dall'anello. Busciati torna sui propri passi, approfitta del blocco di Maganza, poi arresta il pallone, serve sotto proprio il giocatore udinese che si gira, rifiuta il gancettino per servire una buona palla per Norman Hassan. Bella azione di squadra Imola, 6° punto per l'italo-egiziano. Imola che sarà chiamata l'anno prossimo, salvo sconvolgimenti, a un salto di qualità, perché comunque
Silver e Gold si appianano, in qualche modo diventano un unico campionato a 2 gironi. Sarà interessante sapere anche la formula di questa neonata serie, magari tu sai qualcosa in più. Sì, il livello delle squadre sicuramente, i budget che verranno allestiti e sicuramente quale sarà l'obiettivo dell'Andracosta. Martedì anzi ne sapremo sicuramente di più con la conferenza stampa su quelle che saranno le reali possibilità dei biancorossi per la prossima stagione. È ovvio che oggi è aprile, siamo ancora in aprile, seppur 17 aprile, il prossimo campionato inizierà a inizio ottobre, quindi ci sarà tantissimi mesi di aria fritta, di basket mercato, di qualsiasi cosa che possa interessare ai tifosi. L'Andracosta deve, a prescindere la società, deve trovare il modo di coinvolgere i tifosi anche durante l'estate. Deve crearsi un proprio bacino di tifosi, sicuramente un altro, oltre allo zoccolo duro che già li segue. Deve fare in modo con iniziative, dovrebbe coinvolgere di più il marketing per questo. Speriamo che qualcosa si muova, speriamo veramente, e speriamo soprattutto che Coach Ticchi possa portare a Imola dei giocatori interessanti e possa ricreare un altro gruppo, se non migliore, almeno come questo. Intanto interventi alla caviglia, forse alla tibia, per Carvel Anderson, che venne sottoposta alle cure del massaggiatore. Gara immaginiamo finita per Carvel. Libero aggiuntivo per Fabi, che ha cominciato la sua carriera in B1 in quel di Patti in Sicilia, miglior under 21 del campionato, sesto marcatore del girone B della B1. Poi l'esperienza a Treviglio e poi è sbarcato a Reggio Calabria in DNA, le ultime 2 stagioni a cavallo dei 10 punti di media. Tanto massimo vantaggio di Treviso su 75 a 54 a 3,22. Riceve Prato, poi sede il pallone nelle mani Busciati, ma vedete l'ombrello dei difensori di Treviso è abbastanza sorprendente, perché Imola non ha mai la possibilità di andare un tiro sotto. Sarebbe interessante sapere i punti nel pitturato per Imola, quanti saranno stati stasera. Veramente pochi, qualche iniziativa nel primo tempo, qualcosina, ma secondo me si contano nel secondo tempo nelle dita di una mano. Spero di essere smentito, ma sicuramente facciamo fatica ad arrivare a 5. 7-7-5-7, Prato riaccende la luce con la tripla che gli frutta il 9° punto. Williams, braccato come nomada da Nicolau, riceve Williams, però pallone sporcato per Tommaso Rinaldi. 3 secondi per il tiro, Rinaldi in galleggiamento va a sbagliare, rimbalzo conquistato da Franco Busciati. 2 minuti e 26 che servono comunque per fare un po' il consulto della stagione. L'abbiamo già fatto fra le righe, però insomma, come non sottolineare che Imola per larghi tratti del campionato è stata a cavallo dell'8ª posizione. Imola ha fatto un'ottima stagione a mio avviso. Sarò ripetitivo, ma nonostante i problemi fisici di un giocatore che, ricordiamolo, a inizio stagione, a ottobre, Jesse Perry è stato nominato migliore del mese, miglior giocatore del mese, il che vuole dire tanto, vuol dire perdere sicuramente un puntello importante sotto canestro, a rimbalzo, ma soprattutto a livello in attacco di potenziale pericolosità. Vuol dire lasciare agli avversari l'area e non solo i rimbalzi, anche non essere pericolosi fino in fondo in difesa. So che Coach Ticchi ha provato in tutti i modi, durante l'assenza di Perry, di ovviare a questo tipo di mancanza, anche giocando in maniera diversa, però non è facile. Trovi comunque degli avversari che sono sicuramente esperti e che guardano dei giocatori, degli allenatori avversari che preparano per bene le partite, quindi sanno i tuoi punti deboli. Importante anche spendere qualche parola
al traghettatore di questo gruppo, che tra l'altro sarà una delle conferme dell'anno prossimo, coach Giampiero Ticchi, che a inizio stagione firma un biennale con la dirigenza imolese per poter proprio dare un segnale di continuità nel corso di queste 2 stagioni. Io mi sto ancora chiedendo la ragione per il quale un allenatore di questo calibro e di questa verve era ancora a spasso l'estate scorsa. È una persona molto intelligente, ha le sue idee e lui persegue le sue idee, deve avere una squadra che lo segue in tutto e per tutto. Sin dal primo giorno di ritiro ha detto che le responsabilità erano sue e si sarebbe preso tutte le responsabilità di quello che succedeva, però voleva che in campo i giocatori dessero l'anima, dessero veramente tutto. E mi sembra che per gran parte della stagione l'hanno fatto. Entriamo negli ultimi secondi di questo match con Sedioli in campo. Maganza riceve, il tiro risulta corto, titoli di coda di una partita che Treviso stravince, come dice il punteggio, sull'80 a 59 di questo momento, 21 punti all'andata, finì con un più 23, siamo un po' sullo stesso livello, segno che comunque il divario fra le 2 squadre c'è e come. Timona ne ha 15 da Bartolucci, 8 da Norman Hassan, 8 da De Nicolao, 9 da Prato, 7 da Anderson, 5 da Busciati e 5 da Maganza, 2 per Federico Guazzaloca, dall'altra parte 23 di un monumentale Motion Powell, 17 di Coron Williams, 16 di Fabi, 11 di Fantinelli, 8 di Pinton, 3 a testa per Rinaldi e per Matteo Negri. Un po' la standing ovation, poi applausi di rito concessi da Ticchi ad alcuni suoi giocatori. 45 secondi per il 17° punto di Matteo Fantinelli. Interessante sarà veramente scoprire cosa succederà in questa lunga primavera-estate che poi ci accompagnerà fino al campionato 2015-2016. Fin troppo lunga a mio avviso, veramente troppo lunga, anche perché gli appassionati di pallacanestro, chi segue veramente il basket, ma anche i tifosi, rischiano un pochino di perdere l'obiettivo, di stancarsi, di non vedere più la loro squadra, di non affezionarsi più troppo da aprile a inizio ottobre. Poi è ovvio che ad agosto ricomincerà il tutto, però mi sembra che sia veramente troppo. Sì, 6 mesi su 12 effettivamente sono un'enormità, ci siamo un po' persi in qualche divagazione questa sera, ma insomma direi che la partita lo permetteva anche. Imola è stata in gara per 30 minuti, per 20 minuti e poi ha letteralmente, come dire, ceduto il passo alla ben più forte Treviso. Io, Alessandro, ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato in queste telecronache per quasi tutta la durata, insomma, della stagione e insomma ringrazio anche i telespettatori che ci hanno seguito in questa lunghissima stagione regolare, terminata alla fine per Imola con un 12° posto che non rende effettivamente merito per quello che è stato fatto da qui fino, insomma, da ottobre fino adesso. Grazie a te Fabrizio e soprattutto alla pazienza dei telespettatori che ci hanno ascoltato quello che avevamo noi da dire e a spiegare durante le partite dell'Andrea Costa. La promessa naturalmente è di ritrovarci qui fra appena 6 mesi per il prossimo campionato. Appena, hai detto bene. Ciao a tutti. Grazie ancora da Fabrizio Turrini per l'attenzione che avete dimostrato su DTV nel seguire le imprese dell'Andrea Costa Imola Basket, che chiude questo campionato 2014-2015 con la 4ª sconfitta consecutiva, ma alle spalle un campionato direi di buon livello. Grazie ancora e alla prossima.